Buonasera, buonasera cari telespettatori e telespettatrici. È uno scrigno speciale perché c'è un compleanno speciale. Siamo nella sede, nella casa dove è attesa a momenti una centenaria, ovvero sia Vittoria Apollonio che compie 100 anni. Esule istriana, ma poi andremo a conoscerla un po' più da vicino. Io intanto vorrei fare due chiacchiere con i due dei tre figli perché la terza arriverà fra poco. Lei si chiama? Mario Gentili, buonasera a tutti. Io sono il figlio mezzano perché Paolo è il più grande, io il mezzano, e Alessandra, la sorella che arriverà fra poco, è la più giovane. Che mamma è stata? Una maestra che è straordinaria dal punto di vista della didattica. Difatti qui stasera avremo una 25ina di suoi ex alunni straordinari, il rapporto che ho avuto con questi è stato emozionante. E sono stati veramente straordinari perché sono rientrati dalle ferie, chi da lontano, e tutti hanno voluto partecipare a questo evento. La mamma è stata una maestra straordinaria, una madre straordinaria, e che ha voluto crescere tre figli più o meno lanzoncelli, ma insomma che tutti hanno avuto un grande futuro, e di questo siamo veramente molto grati. Ecco, poi la intervisteremo, ma è una madre severa? Assolutamente no, ma neanche maestra severa. Mi hanno detto i ragazzi con cui ho potuto parlare, è stata autorevole. Credo che sia il più bel complimento che possa avere un insegnante, autorevole. Quindi certo si è fatta rispettare come insegnante, ma è stata amorevole. Quindi secondo me è stato veramente emozionante ripercorrere questi suoi 50 anni indietro, vogliamo dire, è in pensione veramente da tanto tempo. È stato veramente straordinario. Senta, la mamma sa di questa sorpresa di questi suoi ex studenti che arriveranno? Ecco, questo no, non lo sa, e abbiamo cercato di anticiparle in qualche modo la sorpresa perché, insomma, 100 anni in perfetta salute, certo, però l'emozione può essere, insomma, non voglio dire nulla, però la sorpresa sarà assolutamente eccezionale. Ecco, la mamma è lucida, sta bene? La mamma è lucida, sta bene, è costantemente accudita da noi, da mia moglie Anna, assolutamente, che si prodiga quotidianamente per assisterla a una persona, quindi è veramente una piccola particolarità, se posso, caro Daniele, è che lei usa quotidianamente l'iPad. Lei fa email, manda fotografie, fa acquisti online. Scusa, no, ma a questo punto, visto che si sono nato curioso, acquista cosa a 100 anni? Ecco, l'ultima cosa che mi ha detto: Mario, perché non ti posso comprare un attrezzo per rompere la legna? Tu gli dai una botta e la legna si spacca da sola. Grazie mamma, ma non mi serve, non faccio il falegname, non faccio il produttore. Ha ordinato lo stesso? No, grazie a Dio, no. Però, ecco, una particolarità, se posso. Abbiamo mandato un'email a Tim Cook, il CEO di Apple, chiedendo che fosse presente con un cenno di saluto per la mamma, che io credo anche per l'utilizzo quotidiano di questo strumento elettronico è lucida. Quindi l'utilizzo di questo strumento, secondo me, lo usa per i giochi soprattutto, Sudoku, è campionessa di Sudoku, i difficilissimi ormai sono superati, non si va oltre. Io credo che questo attrezzo la aiuti moltissimo, quindi noi siamo dispiaciuti perché Tim Cook evidentemente non ci ha risposto, ma evidentemente ha altre cose da pensare. No, ma magari, sarà una sorpresa. Magari sarà una sorpresa. E lui chi è? Personalmente. Questo qui è il mitico Paolo, è il fratello più grande, è famoso in tutta Udine. Che hai fatto Paolo tu nella vita? Io ho fatto il geometra da sempre, proprio mi hanno iniziato come geometra. Mio papà, che già lavoricchiava, anche se era maestro, anche il papà. Come si chiamava il papà? Giuseppe Beppi. E lui era un maestro atipico, perché già a scuola, quando insegnava elementari, io mi ricordo a Savognano, che mi portava da piccolo, quando magari non ero a scuola io perché non so c'era qualche problema, mi portava con lui, mi sedevo al banco, lui dava un tema libero oppure interrogazioni, e nel frattempo si dedicava anche a fare qualche pratichetta edilizia che a quel tempo magari era molto più semplice da farsi. Senti Paolo, io vedo continuo flusso di persone, ma questo è una festa di compleanno, ma mi sembra tanto un matrimonio. Cosa avete preparato?
No, allora, abbiamo fatto abbiamo programmato, no, visto i trascorsi della mamma Vittoria, no, di ricreare, e vista l'adesione anche di tanti suoi ex alunni, di ricreare una scenografia di un'aula dell'epoca, degli anni 60-70, no, come vedete lì, e la mamma si siederà in cattedra, farà l'interrogazione perché c'è un tema sulla lavagna che poi magari riprenderete, no? E ci sarà una bidella che sarà impersonata da Mario, perché sì, non gli piace, è un Transformer, no? E poi arriverà anche il preside, che quella volta si chiamava direttore didattico, no? Che interrogherà gli alunni che sono ormai cresciutelli chiaramente. Ma io vedo delle persone con degli iscritti, potrebbero essere delle ex alunne queste. È molto facile, molto facile. In attesa anche del sindaco di Udine Pietro Fontanini c'è un altro primo cittadino di Drenchia, Francesco Romanut, che è parente della festeggiata. Sono cugino acquisito, praticamente cugina diretta a mia moglie e quindi cugino acquisito. Ecco, una domanda che rivolgerò alla festeggiata è: ma come si fa ad arrivare a quest'età? Vittoria, io penso che è stata una persona straordinaria. Io non è che abbia frequentato molto, diciamo così, la famiglia, sia per lavoro e soprattutto, però ho sempre stimato Vittoria per il suo comportamento che ha tenuto in tutta la sua vita. Ligio, sempre si è curata sempre, si è sempre nella persona, nella mente soprattutto, alla sua età ancora lavora col computer, è vero, e quindi è sempre tenuta in maniera eccezionale. Ogni quanto vi vedete? Sì, chiaramente feste comandate quando è possibile. Mia moglie invece la frequenta quasi settimanalmente, viene a trovarla. È l'unica cugina rimasta, quindi ovviamente, ma poi lo fa soprattutto perché ha piacere di stare con Vittoria, è una grande persona. Paolo, vorrei tornare da te, ma la mamma che cosa faceva? Non credo cucini ancora, ma Cucina. Cucina anche? E devi pensare che io sono single, no? Fino a pochi mesi fa andavo a pranzo da lei che mi preparava manicaretti, come niente fosse. Tipo? Ma guarda, dagli gnocchi a pasta asciutte molto sugosa, a cannelloni, a dei primi molto vari, se no il minestrone di orzo e fagioli d'inverno, insomma polenta e sepe, guarda, svariava in 1000 ricette. Il rapporto con la fede? Beh, lei è molto religiosa, sì. Ecco, devi pensare che adesso lei ritarda questa sera perché è andata a una messa che aveva prenotato con delle amiche e mia sorella, quindi molto religiosa, sì. Ecco, senti, è un fattore abbastanza ricorrente questo avvicinamento proprio alla fede delle persone che arrivano a una certa età, no? Sì, ma lei è sempre stata, E devi pensare che all'inizio, prima di insegnare all'elementare, scuola, quindi quando era ancora in Istria, no? Essendo lei prof istriana, lavorava in macelleria con mio nonno, quindi suo papà, mio zio, che avevano una catena di macellerie in Istria, circa 3-4 macellerie più un macello, quindi stavano molto bene perché gestivano sostanzialmente, e lei faceva la contabile, no? Quindi era molto inquadrata anche dal punto di vista proprio della... Ecco, senti, io vedo quella signora con quel vassoio con dei fiocchi azzurri e rosa. Chi è quella signora? Allora, a questo punto vado perché voglio andare a... Indaga. Allora, voi siete parenti della signora Vittoria? Io sono l'unica nipote rimasta, ecco. Lei si chiama signora? Comoretto E di dov'è? e sono la moglie del sindaco. Dell'uomo, quello lì? Quello lì, sì. Senta, un'anziana del genere, che cosa Perché può il marito di mia zia era fratello di mia mamma, quindi mia mamma è morta a 100 anni, mia zia è arrivata a 100 anni, quindi... Una tradizione di famiglia. Che insomma... Se i cromosomi non sono un'opinione, anche lei dovrebbe salire. Guardi, spero proprio di no. Ah no, vuole andare via prima? Guardi, per arrivare, insomma, così.
sì, tanti Senta, anni. ma da un'anziana del genere quante cose si possono imparare? Abbiamo parlato ieri 2 ore a raccontarci di tutto e di più, quindi dei tempi passati, di quello che era mio zio, di quello che era mia madre, insomma tutta la famiglia abbiamo ricordato. Quindi sì. Lei viene a visitarla spesso? Sì, vado a trovarla, anche perché penso di essere l'unica che ormai va a trovarla, insomma. Quando vi incontrate che cosa le dice sua zia? Parliamo di tutto e di più, perché lei come te sta molto bene. Sì, il fisico chiaramente è un po' debilitato, però lei legge sul tablet tutte le notizie e quindi è aggiornata su qualsiasi cosa, su cosa deve votare, che non andrà a votare perché dice non vado, perché insomma così, però lei si informa di tutto, ecco. Quello è in gambissima. Grazie signora. Grazie a voi. Allora io vorrei andare un attimo dal nipote, vieni un attimo, andiamo da questa parte, vedete che man mano che l'arrivo di nonna Vittoria si sta avvicinando, intanto caro Snidero, grazie che ti soffermi su questa gigantesca pagnotta, qua c'è veramente il ben di Dio, è un matrimonio e là addirittura è l'angolo dove potersi rilassare dopo il momento che è il momento probabilmente più solenne, quando la signora Vittoria incontrerà i suoi studenti. Lei non sa niente, chiederemo a lei per quanto tempo ha frequentato il mondo dell'insegnamento. Tu sei uno dei nipoti, Sì. ti chiami? Fabio, Fabio, allora intanto parli spesso con la nonna? ma siamo a 800 km di distanza. Non abiti qui? No, io sono abruzzese e lavoro a Torino, quindi da qualsiasi parte comunque sono 700-800 km, però ci sentiamo quasi tutte le settimane per telefono. Cosa ti dice? Mi dice che quanto sono belli questi nipoti, quanto siamo bravi e il merito è anche suo, perché ci ha cresciuto a distanza per buona parte del tempo, però le vacanze estive erano quasi sempre insieme, fin da quando siamo piccoli, nonostante siamo abruzzesi, siamo andati sempre a Lignano Sabbiadoro con la nonna. Quindi tu salivi? Sì, salivamo finite le scuole e magari 1 o 2 mesi, dipende da come andava l'estate, mamma e papà ci lasciavano con i nonni, con la nonna. Quanto stavi? Diciamo la nostra era da giugno, luglio, agosto si tornava giù magari. 3 mesi? Da piccoli sì, è andata anche così, poi piano piano un po' di meno, però quando possiamo saliamo sempre qui dalla nonna. Senti, ecco, a nonna cosa ti senti di augurare adesso che ha oltrepassato il traguardo dei 100 anni? Ma si augura di rimanere sempre lucidi, sempre vispi così, di poter essere sempre una persona di riferimento, quindi in tutto il tempo che vorrà rimanere con noi. Allora, questo era giusto un assaggio di quello che sarà questa serata con lo Scrigno e con nonna Vittoria che compie 100 anni, ma abbiamo molto da raccontare, stiamo aspettando che lei arrivi. Sono con Flora, seconda parte della nostra trasmissione, ma lei in che rapporti è con Flora? È sua suocera, Esatto. invece lei è, volevo essere attento. Annalisa. Lei in che rapporti è con la nonna? Con la nonna diciamo che sono molto amica dei figli, di 2 figli in particolar modo, di Alessandra e di Mario. E l'abbiamo conosciuta molto tempo fa. E mia suocera invece ha un'amicizia particolare con Vittoria che si protrae da tantissimo tempo e rimane questa amicizia molto calda, telefonica, perché spesso non possono incontrarsi, ma molto bella. Infatti proprio all'ingresso dell'abitazione, e lo ricordo siamo a Plaino, c'è un invito di fatto a non baciare, non abbracciare nonna Vittoria per i noti motivi sanitari. Adesso io vado alla signora Flora. Allora intanto, visto che è una domanda piuttosto... Lei quanti anni ha? 90. È giovanissima rispetto a Vittoria. Anche lui, 90. E lui chi è? È il mio marito. Ma quanto vi amate ancora, signora? Ma pensi che all'età di 6 anni, lei dirà che sono ubriaca, ma invece è vero. All'età di 6 anni, prima elementare, ho detto a mia mamma che avrei sposato Mario. Io avrei sposato Mario.
Perché, mi dice mia mamma? Perché è bello e ha la bottega di caramelle. Quindi anche dolce dentro, dolce fuori. Ecco, Da dove arriva lei, signora? di Fontana Fredda. Ecco, ma mi dicono che lei è molto amica di Vittoria. Ah sì, sì, perché parlando con Vittoria è saggia, è bella lucida, ti sa dare consigli, ti tira su di morale. Ma senta, col Covid che non potevate vedervi, vi sentivate al telefono? Al telefono, sì. È perché io sono già da 2 anni con questo deambulatore perché ho perso l'equilibrio. Le serve, quindi si muove con questo, no? Sì, in Via della Pace dove abitiamo io mi muovo bene, faccio le passeggiate. Senta, ecco, e che cosa vi dite al telefono? Perché vi sentite spesso lei e la centenaria. Cosa parlate? Ho dei nipoti, tanto, dei figli, sì, io ho uno solo, lei ha 3. E di come che va il mondo, specie in questi ultimi periodi. Ci si annoia, eh? Non ci siano, anzi, io temo. Insomma, Vittoria è una bella persona. Ma lei nella vita cosa ha fatto? Io ho fatto la parrucchiera fino ai 25 anni e poi casalinga a tempo pieno, perché volentieri, ho fatto volentieri, soddisfatta. E Mario invece cosa ha fatto? Adesso vado da Mario. Lei che cosa ha fatto nella vita, Mario? Ho fatto un po' di tutto, però ho fatto anche il soldato. Sono stato arruolato 3 volte e sono andato in pensione a 55 anni col grado di tenente colonnello. Ho lavorato parecchio perché gli ultimi anni, cioè 26 anni, perché ho perso la mano con un'esercitazione a fuoco, ho fatto il tecnico e ho costruito caserme, alloggi per militari, la caserma di Orzano per esempio. L'ha costruita lei? Sì, è stato un gran bello, è un paese, sa, perché è capace di ospitare 2000 persone in modo autonomo. Ma com'è arrivare a 90 anni nel 2022? È facile, basta aspettare. È anche simpatico, è un bell'uomo, 90 anni, signora? Sì, veramente è un bel vecchio. Un po' di capelli, ma Sì, che poi per fare una battuta, avere la moglie parrucchiere e non avere i capelli, è vero. Però risparmio un casino di soldi di parrucchieri, perché passo col rasoio, non mi fermo più e avanti. mi secca un pochettino, sa. Prima mi faccio la barba, taglio i capelli, mi lavo testone e tutto e poi asciugarmi col foam mi dà un fastidio, soprattutto di estate. Un po' caldo. No, la camicetta giusta, signora? Sì. È un figo praticamente, dobbiamo dirlo. Lo dica lei, è un figo. Sì. Lei non dice queste parole? Un po' vecchietta lei. È un po'? Un po' vecchietta. Sì, beh, giusto. Io mi sposto se lei mi autorizza, signora. Sì. Vado? Arrivederci. Arrivederci. Lei adesso mi deve raccontare che cosa? Una cosa, perché la signora ha fatto per tanti anni scuola per cotto. A Via di Udine. A Via di Udine. La corriera non arrivava quegli anni, arrivava solo fino a Pessereano. Pessereano, non Passariano, Passereano. E veniva a depositare la bicicletta da noi, da mia mamma, insomma, dalla nostra famiglia che era vicino lì. Allora, sempre lo offrivamo il caffè. La mamma l'ha presa in scatola e ha detto, quella volta si andava a prendere il siero per i maiali, no? In latteria. In latteria. Allora lei ha detto alla signora, io ti deposito la bicicletta, ti do il caffè, e tu devi lasciarmi al momento di ricreazione mia figlia a prendere. Ebbene, se lei mi prende anche il pane per me. Questo era quasi un baratto. Un baratto, ecco, così è nata un'amicizia, ma l'amicizia è venuta dopo quando il figlio si è fatto veterinario, noi abbiamo attività, abbiamo un macello e tutte le cose sono Gerdi, tutto un ecco e siamo qua per quello. Quindi voi abitate a? Percotto. Noi siamo di Percotto. Quant'è che non vede Vittoria?
Tanti anni, sì, da quando proprio ho lasciato la scuola per Percotto, perché dopo anticamente la corriera arrivava fino a Percotto, sì, sì, abbiamo lasciato, ma il coso di lasciarmi andare a prendere il siero e di prendere il pane fino a quando lei è stata insegnante a Percotto. Quindi è un bel ricordo. Un bel ricordo, sempre bellissimo ricordo, anche se io non ero una sua alunna, però avevamo sempre mantenuto un'amicizia forte, perché eravamo in 7 fratelli. 7? 7, Garzito di Percotto. Fratelli Garzito. Fratelli Garzito. La saluto, ma tanto ci rivediamo, Mandi. Noi andiamo, vedete che man mano che le ore passano, anzi direi anche i minuti passano, evidentemente gli invitati saranno circa un centinaio. Fra questi ci sono sicuramente molti parenti della signora festeggiata di Vittoria, ma tra loro ci sono circa una ventina di studenti che hanno avuto il piacere di essere formati. Raccontami cosa sta succedendo. Daniele, qui stanno arrivando gli alunni, gli vecchi alunni. Io vorrei cortesemente accompagnarti verso un gruppo di belle ragazze. Facciamole venire da questa parte. Scusate. Venite da questa Prego. parte. Allora, questa signora Ricca di Boccoli ha tra le mani delle lettere. Ho delle lettere, sono un ricordo bellissimo. Io ho passato la terza elementare in Venezuela, nella scuola italiana di Caracas, per il lavoro di mio papà. Ma ho frequentato le prime 2 classi con la maestra Vittoria e le ultime, la quarta e la quinta. Dove signora, dove? In che scuola? Cominciamo a ricordarlo. Allora, innanzitutto io sono del 61, quindi assieme a queste ragazze eravamo nella classe della scuola Giovanni Pascoli in via Pordenone e la nostra maestra è appunto la maestra Gentili. Io avevo conservato naturalmente come bellissimi ricordi le lettere che la maestra e le mie compagne, tutte, infatti ho le firme di tutte, mi mandavano. Questa è la prima e quindi c'è una parte diretta a me, una parte diretta a mia mamma e poi il messaggio delle mie compagne di classe. Provi a leggercelo, signora. Volevo appunto leggere la prima. Questa è una lettera che... Dunque, un attimo. Questa è una lettera del 21 ottobre 1969, quindi ero appena arrivata in Venezuela, e la maestra mi scrive: carissima Alessandra, le tue compagne ed io abbiamo gradito molto la tua bella e lunga lettera e leggendola ci siamo un po' commosse, perché in quel momento ci è sembrato di averti fra noi. Ho letto con piacere che stai bene e che hai già fatto qualche amicizia. La scuola ti tiene molto occupata? Ritornate a casa a mezzogiorno oppure vi fermate fino al pomeriggio? E con il programma come ti trovi? Sono più avanti con lo studio delle diverse materie? Ho letto che studi anche il castigliano e sono certa, con la tua buona volontà, riuscirai bene. Procura di continuare sempre a farti onore sia nello studio come nel comportamento, cioè ad essere quella brava e buona bambina che io sempre ricordo con tanto affetto. Ti auguro di tutto cuore un felice anno per te e per i tuoi cari familiari, perché questi lunghi mesi di lontananza dall'Italia possiate trascorrerli serenamente e in ottima salute. Ti abbraccio con tanto affetto assieme ai tuoi fratelloni, i miei 2 fratelli, e poi caramente Vittoria Gentili, e c'è l'aggiunta del saluto della figlia della maestra Alessandra, cari saluti e baci da Alessandra. Questa lei signora si chiama? Alessandra Zamolo. E adesso c'è la Zamolo all'epoca di questa lettera, poi ho visto anche una foto. Certo, qui c'è una foto della seconda classe, io a dire il vero ne ho trovate diverse e questa è la foto della seconda classe, quindi con dietro i nomi e io sono al centro, sono quella bambina, dunque no, un attimo, questa è quella in cui sono ancora piccola, eccola la seconda, io sono questa bambina e ne ho altre poi della quarta e della quinta e sono tutti ricordi bellissimi, hanno tenuto vivo questo rapporto, insomma. Senta Alessandra, ma lei qui aveva 7, 6, 8 anni, che cosa è diventata?
Io sono diventata insegnante di inglese. Guarda caso. Guarda caso, e mi sono laureata in lingue e letterature straniere all'Università di Udine ed ora sono insegnante, insegno alle medie di Povoletto. Che cosa le manca di più di quei periodi? È difficile dirlo, senz'altro come insegnante posso dire che la nostra maestra aveva instaurato un rapporto senz'altro da maestra, quindi con la fermezza che un insegnante deve avere, però anche ci ha trasmesso un grande affetto, proprio il senso di lavorare insieme per il bene di noi bambine. Eravamo una classe tutta femminile, però sempre con questo fondo di dolcezza, di affetto, che è rimasto poi come ricordo indelebile. Questi aneddoti, ci fermiamo, andiamo in pubblicità. Elisabetta Marioni è l'assessore all'istruzione per il comune di Udine, che non poteva mancare a quello che di fatto è un evento, ha un colonnello al femminile dell'istruzione di tanti anni fa e quindi assessore, lei conosce la signora Vittoria perché? Io conosco il figlio della signora Vittoria, lo conosco da tanti anni, sono stata qui invitata, un grande piacere oggi di conoscerla. So che è una signora ancora molto arzilla, molto lucida, questo mi fa molto piacere, infatti non vedo l'ora di conoscerla. È stata una storica maestra della scuola Pascoli di Udine, e prima ancora ha insegnato a Percotto e so che proveniva da Pirano, quindi anche esule, e veramente una maestra molto stimata. E io sono molto contenta oggi di essere qui. Senta assessore, è un insegnante della vecchia guardia Vittoria, che cosa rimane di quell'epoca? Rimane molto, perché io ho avuto insegnanti della vecchia guardia e quindi erano insegnanti sistematici ma anche dotati di molta umanità, insegnavano la buona educazione ma anche insegnavano quelle che erano le basi proprio, e quindi l'aritmetica, l'italiano, la grammatica. Io ho un ottimo ricordo delle mie scuole elementari, ho avuto un'insegnante straordinaria che ha cercato proprio di valorizzare anche quelle che erano la nostra personalità e le nostre, diciamo, attitudini. Io ho avuto ad esempio una maestra che fin dal primo giorno ha detto a noi ragazze: voi quando sarete grandi dovrete andare all'università. E quasi tutte siamo andate all'università, e le ricordo che io ho iniziato la prima elementare nel 1960. Pensi che input è molto importante, e sono sicura, questa è una maestra della vecchia guardia, so che oggi poi qui ci saranno delle sorprese eccezionali. Sappiamo. Senta, vecchia guardia, insegnamento vecchio stampo, però la signora usa il tablet. Lo so, me l'hanno detto, e pensate quanto è brava a usare il tablet, quindi guardate che come si è, diciamo, adattata ai nuovi tempi, e mi ha detto il figlio che non può stare senza tablet, quindi grandi complimenti davvero alla signora, che non vedo l'ora di conoscere. Assessore, grazie. Grazie a lei. Bei fiori. Ecco, sì. Questi sono... Sì, un omaggio personale. Questo è uno dei tanti fiori che stanno arrivando a nonna Vittoria. E allora, queste sono altre ragazze. Alessandra, vieni da questa parte. Vorrei che me le presentassi tu, perché sono tue ex compagne di scuola. Sì, allora vediamo se riesco tra l'altro a riconoscerle qua, perché qua è una foto della seconda e tu sei qua, Loredana. Lorena, scusa, vedi, non... Allora, andiamo da Lorena. Allora, Lorena è questa vicino a me proprio. Qual è? Fammi vedere, così anche Francesco... Alla mia sinistra. Tu sei sorridente, quale sei tu? Io sono questa. Sorridente. Come adesso? Io invece sempre seria. Allora, Lorena dice sempre seria. Sì. Ma come andavi a scuola, Lorena? Non lo ricordo, non granché credo, non lo so. E com'era sedersi su quei banchi? Emozionante, era molto emotiva, per cui era emozionante. Non avevano le rotelle, no? No.
Una battuta. Sì, immagina. Pericolosissimi. Pericolosissimi. Pericolosissimi tra l'altro. Quindi, allora, ecco, com'era andare a scuola? Ci si svegliava, si andava volentieri quegli anni? Sì, quello che ricordo, sì, si andava volentieri. Che altro posso dirti? Ho vaghi ricordi, no? E la maestra Vittoria? Ho un ricordo di una persona molto dolce, quello sì, molto molto dolce, quello me lo ricordo benissimo. Ecco, avesse qualche anno in meno, secondo lei, potrebbe insegnare ancora con quel metodo di allora? Sì, tranquillamente. Posso dire metodo di allora? La maestra Gentili, parliamo di metodo di allora, in realtà il suo metodo potrebbe essere assimilabile alle teorie didattiche più moderne. La maestra Gentili ci ha fatto fare tantissimi lavori, eravamo una classe di sole bambine, ma non solo lavori diciamo, che avevano a che fare con il femminile, quindi lavori all'uncinetto, ma plastici, in creta. Io ho trovato notizia proprio anche nelle lettere, lavori bellissimi, quindi la sua era una scuola anche del fare, come si dice oggi. Io posso chiedervi, avrei un desiderio, ragazze. Visto che la signora non è ancora arrivata, voi potete accomodarvi ai banchi, mi arrivate là e io vengo a intervistarvi ai banchi. Prego, prego ragazze, così state composte. Quindi adesso le vediamo, intanto è arrivato il sindaco di Pagnaco, Laura Sandruvi, che intervisteremo fra pochi istanti. Però nel frattempo io vado dalle signore che si accomodano in un banco. No, ma uno vale l'altro in questo momento, creature, sì, tanto eccoci qua, così vado da chi non ho intervistato ancora. Lei si sieda qua al primo banco, così la tengo d'occhio. E vedete che questo è il tema che la maestra Gentili disporrà per i suoi studenti, tema cosa vorresti fare da grande e invece cosa hai fatto. E là in fondo sono probabilmente il capo dello Stato dell'epoca della signora che oggi ha 100 anni e Papa Paolo VI, che era il numero 1 del Vaticano di allora. Allora io vado da questa parte e continuano ad arrivare fiori, guardatele in primo banco. Allora, vediamo se riusciamo, eccoci qua. Signora, lei si chiama? Lei si chiama? Daniela. Allora, invece chiedo anche a lei dei ricordi. Lei è seduta come tanto tempo fa sui banchi di scuola. Dica signora. Sto benissimo, stavo bene allora, sto bene adesso, è una giornata molto emozionante, c'è un carico non tanto di ricordi, perché parlare di ricordi o accarezzare ricordi è una cosa fin troppo facile, c'è molto di più, c'è un insegnamento di vita che ti porti fino alla fine dei tuoi giorni. Sono insegnanti che ormai sono solo nei sogni, metodi, situazioni diverse e non ho imparato solo a scrivere, a leggere, a fare i conti, ma anche a vivere, perché dopo i due genitori la massima autorità per me era la maestra. Ecco, sente, quando entrava la maestra Gentili in classe, qual era l'atmosfera? Semplicemente un saluto. C'era una certa distanza che ho sempre considerato giusta, non troppe confidenze, se è un'autorità bisogna che abbia il giusto spazio, non tanti tu, non tante cose, ma poi tutto si trasformava in semplicità, perché molti di noi qualche volta, così a loro agio, dicevano mamma e non maestra, e questo la dice lunga, poi alla fine, dopo tanto rigore anche sul clima che c'era, è scappato anche a me a dire mamma una volta alla maestra, ho detto, oh, cosa ho detto? Bellissimo. Però sorride Lorena, no? Vedi che sorridi? Sì, adesso sì. Probabilmente il banco di scuola ti sta rilassando. È vero, no, sono molto più rilassata adesso. Il tema di oggi è cosa vorresti fare da grande e invece cosa hai fatto Lorena? Ho fatto tante cose, non ho fatto niente di quello che volevo. Cosa avresti voluto fare? Anche insegnare. Invece cosa hai fatto? Ho fatto di tutto, ho fatto la commessa, ho fatto la barista, ho fatto la commerciante, volevo fare l'impiegata, ho fatto tutta un'altra cosa. I conti, la matematica. Io mi sposto, queste sarebbero già io vi avrei già messo una no, siete sempre che parlate voi due. Eravate compagni di banco anche all'epoca? No.
Io avevo un'altra compagna di banco che però stasera non c'è. Chi è? Chi era? La Bortolotti Anna Maria, che però non c'è. Ma la terribile della classe, chi era? No, non mi ricordo, non c'era una terribile secondo me. No, terribili. Eravamo tutte molto composte un tempo. Questo è una certezza. Esatto. No, adesso magari uno... No, all'epoca eravamo tutti in riga, devo essere sincera. O comunque, insomma, cercavamo. Lei ha figli? Io sì, ne ho 2. Ecco, le è mai capitato di dire ci vorrebbe la maestra Gentili a scuola? Sì, soprattutto quando erano all'elementare, mio figlio ormai ha 30 anni e passa, però quando erano alle elementari sì, cioè, decisamente, lì c'era un metodo 30 anni fa e che ancora era già una scuola abbastanza, adesso vedo io i figli di nipote, un disastro, però sì, certe volte sì, anche perché c'era anche insomma un po' pesante perché fai ste cornicette, ste iste, però perlomeno ho imparato a scrivere, cioè tutti in stampatello, cioè. Alessandra, ti chiedo, e questa foto? Questa no? Dell'altra classe? Cioè di quelli che sono venuti dopo di noi e che abbiamo visto poco fa. Udine. Ecco, però questi noi non li conosciamo, questa è una foto di Carnevale. Abbiamo anche la nostra, ma sì. E questi sono più giovani di noi, insomma di 5 anni di conseguenza, e sono arrivati, sono ospiti anche loro. Adesso vado invece da quella signora che è nel primo banco, che abbiamo visto arrivare con questi fiocchi che di fatto addobberanno tutti noi, il gruppo del 61 e il gruppo del 66, ci metteremo i fiocchi e poi aspetteremo l'appello. Quindi verrete chiamati uno a uno? Probabilmente sì. Ci sarà questo gioco per cui probabilmente Mario, il figlio della maestra, oppure non so chi, farà la parte dell'insegnante della bidella e ci chiederà un po' di cose. Senta, lei si chiama? Monica. Monica, guardando queste carte che nelle classi penso non ci siano più, no? Pezzi da museo. Pezzi da museo, esattamente. Cose meravigliose, dico esattamente perché io ho fatto una vita nei musei. Senta, negli anni, ritornando indietro quando lei aveva 7-8 anni, che cosa le manca di quei periodi? La semplicità, il contatto umano e la tranquillità. E lei che cosa è diventata? Appunto, musei, arte e musei tutta la vita. 3 cose che le sono rimaste impresse della maestra Gentili. La dolcezza, la fermezza e la grande accoglienza, l'accoglienza sempre e comunque. Grazie Monica. E vedete che su questi banchi ci sono delle foto che ci riportano indietro di anni e anni e anni, e queste ragazze continuano a babare. E soprattutto questa è una mitraglia, non sta zitta un attimo. Devo prosfogarmi. Come? Insomma, io sono un insegnante, ma ci sta, credo che... Si comporti bene, Alessandra. Da insegnante. Da insegnante. Allora, sa dove andiamo adesso? Mi dica. No, dove andiamo? Dove andiamo? Secondo lei, dove potremmo andare adesso? Televisivamente parlando. Ah, ok, in onda? Siamo in pubblicità, benissimo. Faccia la brava, a tra poco. Non avete un futuro! Cosa diceva? Lei chi è? Io sono Germana, la bidella tutta sana. Ecco, questo è bel giovanotto. Io sono un giornalista di Telefriuli. Goloso! Goloso, bella come risposta. Ma lei che compito ha in questo momento? Caro giornalista goloso di Telefriuli, io devo andare adesso a portare l'inchiostro a questi giovinati screanzati. Sembra che lo bevano l'inchiostro. Ma scusami, ma un tempo le bidelle erano così? Un po' meno formose. Un po' meno Io sono Germana tutta sana. Senti Germana tutta sana, vai pure allora, li sì, fai grazie, sedere? Grazie Daniele giornalista, grazie. Goloso, ghiotto, permesso. Grazie. Allora, noi andiamo da questa parte e vorrei andare un attimo dal sindaco Laura Sandruvi. Se il sindaco viene perché penso che stia arrivando, quindi
Quindi camminiamo e quindi noi intanto andiamo da questa parte. Allora, Sindaco, è la prima centenaria che festeggi da sindaco, da neosindaco? Da neosindaco sì. Guarda, a dirti la verità, oggi ho festeggiato 2 novantenni e stasera concludo in bellezza perché ne festeggio una addirittura di 100 anni che è arrivata. Siamo tutti molto emozionati nel vederla entrare a casa del figlio ed è veramente una piacevole festa. Oh, ecco Vittoria, mamma mia. E quindi la stiamo vedendo in questo momento, vedete che ve la mostriamo in presa diretta. Sindaco, vieni. Quindi vediamo, è accompagnata dai 2 nipoti, chissà se si aspettava un'accoglienza del genere e quindi io... Vittoria, come sta intanto? Bene, benissimo, grazie. Lei era messa adesso? Sì, ero alla messa, sì. Bisogna fare la festa completa. Lei è molto credente? Sì, proprio molto. Lei si aspettava una festa oggi o no? No, perché sono molto riservata. Mi mette in imbarazzo queste cose. Senta, mi presenta lei questi 2 corazzieri? Prego? Questi 2 corazzieri me li presenta lei? Chi sono? Il nipote più grande e il nipote più piccolo. Tutti e 2 figli di mia figlia. Questo è un bravo dottore, questo è un bravo ingegnere. Cioè, meglio di così, eh? Meglio di così proprio. Ascolti, il segreto per arrivare a 100 anni? Una persona mi ha detto confidenzialmente, perché sono 40 anni che sono vedova. Sì, e questa cosa si vede che mi aiuta, vero? Come passa le sue giornate, Vittoria? Le sue giornate come le passa? Guardi, ho il pad che mi aiuta molto, mi diverto molto, leggo, penso, prego, ho tanti ricordi da far ricordare, mi piace rivivere la mia vita. Una cosa che la fa arrabbiare da morire? Non mi fa arrabbiare niente, vero Anna? No, non è cosa che mi disturba. No, vivo tranquilla, sto bene sola, perché sono indipendente, nessuno mi dà fastidio. Di che cosa è ghiotta, nonna Vittoria? Di cosa sono ghiotta? Sono ghiotta di dolci che non posso mangiare. Quello proprio è un grande dispiacere perché sono molto golosa. Quanto le manca l'insegnamento? La sua scuola. La mia? La sua scuola, il suo mestiere. Ah, io insegnavo. Sì, stavo molto bene con i bambini. Sì, riuscivo proprio a... Ma quelli che oggi hanno 50, 60 anni sono rimasti i suoi bambini? Sempre bambini, sempre bambini. Qualcuno anche ancora mi ricorda. Penso che sì, qualcuno lo ricordi. E di questi 2 ragazzi cosa mi dice? Questi sono i 2 bastoni della mia vita, sia come fisiche come proprio amici e carissimi. Ma lei è vero che usa ancora l'iPad? Sì, è quello che mi aiuta a passare la giornata. Ma cosa chatta con... È anche su Facebook? Leggo i giornali, leggo tante cose, poi ho i miei giochi, gioco molto il Sudoku, sono ormai esperta. Sindaco. Allora, la signora, siamo in territorio non del comune di Udine, però la signora è residente a Udine. Allora il sindaco, come sempre, ai centenari della città, porta i fiori, signora. Lei è residente a Udine, quindi il sindaco di Udine gli fa gli auguri per i suoi 100 anni. Ma sa che adesso le dico una cosa, io non sono registrata il 10 agosto, ma il 10 settembre. Ufficialmente si vede che mio papà quella volta è andato un mese dopo a denunciare la mia nascita. Signora, lei è un'ex alunna? No, della maestra Vittoria? Io abitavo nello stesso condominio di Vittoria e quindi... In che zona? A Udine in via Montegrappa e quindi lei mi conosce da quando sono nata perché siamo sempre stati lì.
abbiamo sempre vissuto lì e di tanto in tanto ancora passo a salutarla perché è come una mamma. Come una mamma, È come una mamma, sì, soprattutto perché anche la mia mamma io l'ho persa presto e quindi come riferimento è rimasta sempre Vittoria. Allora io vado da queste ragazze. Questo fioco che cosa vuol dire? Questo fioco è un ricordo di quegli anni che insomma in qualche modo qua rievochiamo, quindi... Lei era in che classe? Quinta B. Mi racconti la quinta B, com'era? La quinta B è una classe mista di ragazzi molto bambini, molto simpatici, molto vivaci, e quindi insomma li abbiamo rivisti oggi con grave piacere a distanza di quanti? Tantissimi anni. Com'era stare su quei banchi? E più che altro com'è ritornarci in qualche modo, la sensazione proprio tattile dei banchi fa tornare alla mente i ricordi di quegli anni lì. Era bello comunque, la scuola era una... Il tema, che cosa volevate diventare, che cosa siete diventate? Lei è diventata quello che voleva? Sì, io sì. Cosa fa? Io mi occupo di arte contemporanea, quindi diciamo sono riuscita, ce l'ho fatta in qualche modo, sì. E lei è? Lei è Ilaria. Io sono Maria, lei è Ilaria. Io sono Ilaria. E lei Ilaria? Che ricordo ha della maestra Vittoria? Beh, una maestra fantastica, una maestra che è stata un po' una seconda mamma, è una maestra che riusciva a non dimenticare nessuno. Quando qualcuno si ammalava, lei ti faceva venire a casa sua il pomeriggio e ti insegnava quello che aveva insegnato agli altri e che tu non avevi potuto assistere, insomma. È una cosa improponibile oggi. Oggi sarebbe improponibile, ma erano altri tempi, eravamo completamente diversi, c'erano dei rapporti forse più diretti, un'umanità maggiore che oggi. Senta, la vostra era una classe solo femminile? No, eravamo una classe mista, eravamo in classe insieme, io e Maria eravamo in classe assieme ed era il bello appunto di avere queste due dimensioni, il maschio e la femmina, no? I fiocchi azzurri, i fiocchi rosa, che per fortuna è rimasto perché è molto bello. Io poi ho fatto le medie in una classe femminile e la classe mista effettivamente è una marcia in più. Ecco, senta, ma era una maestra severa? Era una maestra, diciamo, che sapeva insegnarti i principi e li sapeva insegnare con dolcezza, con chiarezza, ragionando con te quando sbagliavi, quindi lei non dimenticava nessuno e anche chi aveva delle difficoltà poi riusciva a passare i messaggi chiari. Questa è Vittoria, la maestra Vittoria, noi chiudiamo qui questa parte. Calzetti puliti? Campanella Scalmanato. I piedi Scalmanati, Mari Giordano. I piedi. Signorina Alessandra? Signorina Alessandra? Seduti Scalmanati! Buongiorno signorina maestra. Questa è una classe, la prima B del 1972 e 67. Signora maestra, faccia l'appello. Tanto di appello. Oh, scusate. Albanesi presente. E anche le trote, porta anche le trote, che compra al supermercato e dice che è pescante. Ehi, Lecchino schifoso, Lecchino, silenzio! Lecchino! Campo Alessandra. Assente? Capelletti Marco. Oh, mamma mia. Mamma mia. Dobroi Maria, c'è Maria Dobroi. Ciao, cara. Delle mule a Leviano. Oh Dio. Come si fa di conoscere?
Assente! Tu volevi studiare l'astronauta, volevi... Devo ancora scendere! Di Gilli Vittorio. Assente, ingiustificato. Alla mano Massimo. Eri piccolino. Eri il primo banco alla mia sinistra. Fiaschi Antonella. Oh, vieni qua, vieni qua. Interrogata, ti sta bene, ti sta bene, ti sta bene. Era il primo giorno di scuola, mi ricordo. È venuta a dirmi, perché lei si siede lì e noi si banchi? Ma ho detto, guarda, io faccio cambio volentieri, tu ti siedi qua, io vado a sedere. E sono andata, lei si è seduta e mi fa, adesso cosa faccio? E insegna, ho detto, sei l'insegnante. Allora vado al mio posto. Prego. Brescia Adriano. Però poi si può. Brescia Adriano. Gennaro Massimo era il bello della classe, tutte le compagne gli facevano la corte. Non è lui, non è lui, non è lui. Assente. Griellone Silvia. Marsilio Franco. Presente. Che bravo. Calmo, bravo. Lecchino, 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 Lecchino. Pidolini Franco. Non c'è. Assente. Forse in ritardo. Era molto riservato, tanto. Non tanto Giuseppe era il militare della classe, aveva il papà che era non era graduato ma era un soldato e aveva costruito per questo ragazzino una moto in miniatura e lui dava scolazzava e mi raccontava tutto. Quando in quinta doveva fare l'esame, sapeva tutto sui motori scoppio. Adesso è il generale di Alpini. Adesso deve essere il colonnello, sarà. Generale. Però. Pastore Federico, altro bravo. Il fratello come sta? Benissimo, non li vedo mai. Benissimo, ho detto. Patrono Alessandra. Patrona Alessandra. Non c'è, non c'è. Pelini Paolo. Eccolo! Complimenti, caro. Sempre un po' timidino. Diciamo che non siamo molto migliorati. Deve ancora farlo. Si applica però, si applica. Perdotti Ilaria. Presente. Quella aveva il negozio di giornali. Brava. Bella. Amica tanto di... È la tua amica sempre vicina, eravate, Ilaria. Grazie. Ecco, grazie. Puccio Paolo. Eccomi, presente. Come eccomi? Presente. Dovevo portare la fotografia, ce l'ho bello in ingrandimento che mi avete regolato quando abbiamo fatto quella cena che ci siamo riuniti per ricordare. Nel 92 ce l'abbiamo, abbiamo la foto.
Siamo contentissimi tutti. Siamo tutti contenti. Siamo tutti contenti. Veramente. Più bello il regalo. Una cosa emozionantissima, veramente. Anche per noi, anche per noi. Ricordo così. Pensi cosa è riuscito a fare, che è arrivato vicino a tutti quanti dopo tanti anni? Che bello. È la più bella soddisfazione. Vedere che si ricordano nuovamente. Mancherebbe Ma è un bel ricordo, Una soddisfazione. Un bel ricordo. Però lei lasciava essere birichini al punto giusto, perché se uno non è birichino non cresce. Un minimo bisogna esserlo, sapere, conoscere le regole, bisogna conoscere le regole però, e lei ce l'ha fatta e conoscere. Col terremoto noi abbiamo fatto lezione sotto gli alberi. È vero. È vero. Ci ha fatto lezione anche sotto l'albero col terremoto. Sì, è vero, andavamo lì. Non abbiamo mancato un giorno. Ne volevamo mancare. Non dovete mancare, ma non sono No, ma è stato un esempio per noi. Perché gli alberi erano troppo bassi per te, per quello, non devi stare sotto. Avevamo un grande Signora clima, maestra, signora maestra, le devo dire una cosa che non le ho mai detto. La Elena Vitali mi picchiava. mi pestava. Ma no, perché sei diventato sindacalista. Allora hai fatto bene. Lo sapevo. Che bello. Siete venuti anche col fiocchetto. Sì, Bravi. Come si usava una volta, no? Come si usava una volta. Io infatti non mi hanno dato il Guarda, Antonella, non fiocchetto. ha Maestra, a me non mi hanno dato il fiocchetto. Era birichina lei. Tu avevi sempre il grembiule Nero. Quella che voleva Così, farla. Ti come ricordi il quando ti sei seduto in cattedra da me? Io me lo ricordo poco, sei proprio lei. Mi ricordo. Perché lei è lì e noi tutti Però quanti. ero rompiscatole già. Ero un avvocato già quella volta. Cambiamo, ho detto, cambiamo. Ti sei seduti in cattedra. Faccio. Insegna, ho detto. Cosa devi fare? Allora torno al mio posto. Grande. Ma che Adriano Freschi aveva le mani. Che bello. Maestra Vittoria, allora ci siamo visti prima dell'inizio della festa, è contenta di questa accoglienza? Sicuro che sono contenta. Ma lei si ricorda tutto nettamente? Sì, è quello la mia vita, è la memoria. come se fossi in Nebraska. Mi ricordo perfino quando si studiava la Divina Commedia, perché io lo so quasi tutto il terzo canto con la memoria. Per me si va della città dolente, per me si va dell'eterno dolore, per me si va tra la perduta gente. Giustizia addosso il bianco favore. Fecimi la divina potestà, la somma sapienza e il primo amore. Innanzi a me non furono cose create se non eterne, e io eterna duro. Lasciate ogni speranza o voi che entrate. Bravissima! Brava! Comunque maestra, oggi è il 10 agosto, io interrogherei su Pascoli. Ritornava una rondine al tetto, l'uccisero cadde tra i spini. Ella aveva nel becco un insetto, la cena dei suoi rondini. Ora è là, con croce, quel becco lontano. Quello Massimo, Nell'ombra e pigola, sempre più piano. Non l'ho mai imparato, maestro. Io mi sono rifiutato con questa qua. Io ho giornalini di moto. Maestra, mi scusi, prima ha ricordato che c'era un suo alunno che portava i giornalini a scuola? No, me lo tagliare. Valuti. Bello. E si faceva pagare per farli vedere. Ma Varutti, che giornalini erano? Erano giornalini di moto. No. Confermiamo. Sì, avevamo 6 anni, erano giornalini di Non moda. sarebbe venuto a mostrarmi a me. E qui? Mostrava ai miei compagni. Ma non erano di moto, maestra? Non mai di moto. Senta, ma lo studente o la studentessa più diligente di questi chi era? Ma erano tutti.
erano tanti bravi, tutti bravi. Perché ce la mettevano tutti, tutto quello che potevano ce la mettevano nella scuola. Amavano la scuola, amavano la maestra, e dico io. Sì, tanto. E amavano la scuola, godevano nella scuola loro. Come si va a avere questa memoria a 100 anni? Ce l'ho. Se uno non se lo ricorda perché ce l'ha vuol dire che non ce l'ha. Ma lei va a dormire presto e si sveglia presto? Prego? Va a dormire presto la sera? No, perché devo leggere, devo giocare, ho il mio padre lì con tanti giochi. Fino a che non mi viene, perché io odio il letto, o dormo o via. Non sta lì a poltrire? No, proprio non mi piace il letto. De Carli, ti posso? Vieni. Raccontami qual era il rapporto con la tua maestra. È stato bellissimo, perché uno dei più bei ricordi che ho, perché era proprio, parlavo anche con qualcuno che oggi non c'è, perché non è potuto venire, e ci ha insegnato il rispetto, perché era autorevole ma non autoritaria. Per cui avevamo proprio questa capacità di sgridare, esatto, ci sgridava quando serviva, però era per noi quasi una mamma quando c'era qualche problema, qualcosa, capiva al volo, magari ci portava anche a casa sua ogni tanto, perché capiva che eravamo in crisi o avevamo qualche difficoltà. E quello che è incredibile è che riusciva a mandare avanti tutta la classe aspettando tutti, senza penalizzare chi era più bravo. De Carli, non c'erano gli insegnanti di sostegno all'epoca? No, io avrei avuto bisogno, ma non c'era. Era lei il nostro sostegno, è stata veramente brava. Io quel poco che sono diventato lo devo anche a lei e anche a questi miei compagni di scuola, che io sono veramente felice di essere riuscito a lavorare. Erano affiatatissimi, erano tutti ascoltati. Maestra, e lui chi è? Me lo presenti? Questo signore qua, chi è questo? No. Paolo? Ah, Paolo, aspetta. Il papà era ginecologo. No, perché quello è è quello là. Che è qua. Eccolo, sempre timidino. Non era il caso di sgridarlo perché era un angioletto in classe. È ancora un angioletto. È ancora un angioletto, sì. Bravo, no? Paolo Un Puccio. angioletto. Maestra, e questa chi è? Monica. Monica. Com'era a scuola? Andava bene? Era brava. Perché a lei gli piaceva essere brava. Certi sono bravi ma non godono del... Lei sapeva di essere brava e era contenta. È rimasta brava. Giambattista e Federico sono altri due allievi della maestra Vittoria. Correva l'anno, ragazzi? 77 la quinta. Che ricordi avete? Una brava maestra, bellissimi ricordi. Una maestra, una fortuna di averla avuta come maestra. Sì. Si ricorda bene di voi? Si ricorda bene di tutti, si ricorda bene più di quanto ci ricordiamo noi. Veramente è una cosa incredibile. Ecco, evidentemente ha lasciato il segno, ma avete lasciato il segno. Lei ha lasciato il segno, o noi speriamo di aver lasciato il passo. Io ricordo anni molto sereni e molto costruttivi, e quindi io credo che sicuramente lei è stata una grande maestra. E noi ci siamo trovati, sono quelle cose di incontri, sono quelle alchimie che si vengono a creare, che sono un po' particolari, per cui c'è un incontro e fruttifica. Poi probabilmente credo che per anagrafe siamo quelli i più vicini, no? Sì, alla sua pensione, sì. Ma siamo lo stesso, no? Abbastanza, per cui insomma diciamo che per anagrafe forse è normale che si ricordi più di noi che di altri, esatto. Però insomma, però sicuramente è stato un quinquennio eccezionale. Sindaco Fontanini, abbiamo visto una centenaria veramente incredibilmente lucida. Molto lucida e soprattutto con una memoria ferrea, perché ha ricordato degli episodi accaduti ai primi anni 70 con un episodio di una sua allieva che gli ha chiesto
perché devo sedermi lì, io vorrei sedermi al suo posto da maestra. E lei ha ricordato questo episodio, quindi veramente una figura incredibile di questa centenaria con una memoria ferrea, e questo è bello vedere persone così avanti con l'età che riescono ancora a dialogare, a essere presenti e soprattutto a ricordare episodi di tanti anni fa. Ecco, lei lo ha ricordato, io dovevo essere qua, ha regalato dei fiori. Che ruolo hanno le centenarie in città? Beh, io ci tengo molto a questa cosa delle centenarie, perché è un segnale del nostro Friuli, di Udine. Noi abbiamo una percentuale altissima di centenari proprio in terra friulana. Qualche volta non ci accorgiamo di questo, quindi vuol dire che la qualità della vita è molto alta, perché quando si raggiungono queste età vuol dire che si sta bene, che l'assistenza sanitaria, che ha bisogno anche poi di cure, vuol dire che funzionano. Quindi sono veramente risultati importanti, e questi segnali, questi centenari ci dicono di avere fiducia in pratica nel futuro, di non abbatterci se magari abbiamo qualche malanno, perché la vita ci porta avanti e ci porta anche a raggiungere questi obiettivi così avanti con l'età. Ecco, nelle testimonianze che abbiamo raccolto ci sono state anche delle ex alunne che dicevano ci scappava di chiamarla mamma. Sai, il rapporto una volta con la maestra e l'allievo è molto diverso magari adesso, perché adesso non c'è più l'unica maestra che ha la classe. Una volta era così, la maestra aveva una sola classe e quindi continuava con i bambini, un rapporto che era molto stretto e continuo, perché era sempre quella maestra che impartiva le conoscenze ai ragazzi, quindi il rapporto diventava poi anche un rapporto affettivo, e qualcuno certo la chiamava anche mamma, senz'altro. E lei che ricordo ha delle sue maestre? Le mie maestre, ricordo particolare, quando facevano la ricreazione loro si riunivano assieme, le maestre, e mi ricordo ancora che tiravano fuori il termos dove avevano messo il cappuccino e inzuppavano il biscotto nel bicchiere. Lì noi che eravamo piccoli, insomma, avevamo una gola di poter mangiare quel biscotto, che mi è rimasto sempre questo desiderio, insomma, della maestra che mangiava a ricreazione il biscotto con il termos, insomma, che si era portata da casa. Ecco, questo è un particolare. Poi il rapporto era buono, perché insomma erano tutte persone molto motivate, sempre presenti, e lavoravano parecchio anche arrivando in bicicletta. Mi ricordo che venivano con la bicicletta, e quindi c'era un rapporto molto familiare, perché poi in effetti dalle medie dalle elementari alle medie e poi soprattutto alle superiori veramente ci sono stati dei passaggi molto diversi. Cambiava il mondo, perché avevi i professori, non erano più il rapporto con la maestra il rapporto era molto più semplice e molto anche più affettivo. Sindaco Sandruvi, l'ho avvicinata proprio quando nonna Vittoria stava arrivando. Ricordavamo, perché poi abbiamo dovuto concentrarci sulla nonnina, per lei è il primo compleanno da sindaco che va a salutare la centenaria, no? Esatto, esattamente, anche se è una cittadina udinese, comunque fa parte della comunità in un certo modo anche di Pagnaco, quindi per me è stato un onore oggi essere presente qui e poterla festeggiare. Arrivo tra l'altro dal festeggiamento di altri 2 novantenni, perché noi a Pagnaco festeggiamo anche i novantenni, i centenari ne avremo uno il prossimo anno, quindi insomma è una tradizione che ci fa piacere mantenere, proprio perché, come diceva Pieri Furtanin, è bene valorizzare i nostri anziani, perché portano la storia del nostro paese, del nostro territorio. In questo caso specifico è ammirevole che una persona di 100 anni abbia ancora questa lucidità ed attenzione. Mi racconta che legge il Messaggero Veneto con l'iPad, con l'utilizzo dell'iPad, quindi sono cose che magari fanno scalpore, ma rappresentano una condizione sociale di benessere psicofisico che può solo che farci piacere, senz'altro. Allora, con il sindaco di Udine, il sindaco di Pagnaco, chiudo questa speciale puntata dello Scrigno. Tanti auguri ovviamente alla nonna Vittoria. Abbiamo provato a raccontarvi un po' di testimonianze di chi ha vissuto tanti anni fa sui banchi di scuola, dove davanti c'era questa grande maestra alla Pascoli e non solo. Grazie al supporto tecnico del nostro Francesco Snidero, alla prossima.